Buongiorno a tutti. Nelle scorse trasmissioni abbiamo detto che dopo l'unità si verificano una serie di episodi pregiudizievoli per l'economia del Sud. Abbiamo fatto l'elenco e abbiamo anche detto che in sostanza questi episodi sono tutti piuttosto gravi e si susseguono quasi senza soluzioni di continuità fino ai giorni nostri. Tra i tanti episodi che abbiamo menzionato abbiamo nominato anche la vendita dei terreni demaniali. Ora, che questa cosa sia accaduta è nota e leggendo testi che parlano dell'unità o ascoltando discussioni sempre sull'unità, spesso viene detto che a un certo punto furono venduti terreni demaniali del Sud, ma difficilmente viene quantificato l'importo ricavato da questa vendita e specialmente difficilmente viene spiegato perché erano così importanti i terreni demaniali che si trovavano nel sud Italia. E queste sono le cose che vorrei fare nella trasmissione di oggi. Innanzitutto incominciamo a vedere la legge che stabilisce questa operazione. Ecco, la legge è la legge 793 del 21 agosto 1862. Ecco cosa dice: che possono essere venduti i beni urbani e rurali dello Stato non destinati a uso pubblico o richiesti per il pubblico servizio. Quindi, in pochissime parole, lo Stato intende vendere per fare cassa tutti i suoi beni che non utilizza per le attività pubbliche. Ora però questi beni erano costituiti da immobili e da terre, ma la parte consistente, la parte importante, la parte sulla quale si pensava di poter fare degli utili erano le terre. Per quanto riguarda le terre, per quanto riguarda i fondi, i terreni demaniali erano esclusivamente nel sud Italia, cioè i terreni demaniali importanti, i terreni demaniali che si potevano vendere e dai quali si poteva trarre un ricavo erano esclusivamente nel sud Italia. A parte il sud Italia c'erano pochi terreni demaniali nel Granducato di Toscana, ma erano terreni che stavano nella Maremma, quindi erano terreni paludosi di nessun valore commerciale. Ecco, questa è la situazione. Quindi lo Stato italiano fa come al solito, come faceva sempre, come ha fatto sempre fino ad oggi, una legge che teoricamente vale per tutto il territorio nazionale, perché si dice vendiamo tutti i terreni dello Stato italiano che non vengono utilizzati, ma tutti questi terreni stavano solamente nel sud Italia. È sempre stato così, si sono sempre fatte delle leggi formalmente corrette, formalmente valide per tutta l'Italia, ma che poi in sostanza andavano a danneggiare il sud. Ora i terreni demaniali furono venduti a partire dal 1862 e furono venduti velocemente. C'era molto mercato, fruttarono 300 milioni. Allora, perché furono venduti velocemente? Furono venduti velocemente perché su questi terreni da lunghissimo tempo avevano messo gli occhi i latifondisti e li volevano acquistare. Ma il mercato era molto ampio in quel momento, perché oltre ai latifondisti c'erano anche gli uomini nuovi, cioè i borghesi che stavano salendo nella scala sociale grazie alla rivoluzione, che si stavano anche arricchendo e che volevano comprare i terreni. Questa cosa oggi forse non è tanto facilmente comprensibile, perché oggi chi ha un terreno più che altro se ne vorrebbe disfare, ma all'epoca le cose stavano esattamente al contrario. Avere terreni significava avere prestigio. Il terreno era uno status simbolo. Più terreni si avevano, più una famiglia era considerata importante nella società dell'epoca. Quindi gli uomini nuovi volevano comprare terreni, acquistare terreni per mettersi alla pari con i nobili già potenti. Ora, questa figura dell'uomo nuovo è disegnata in maniera direi perfetta, ineccepibile, da Paolo Stoppa nel film Il Gattopardo. Chi vuole comprendere perché c'era tanto desiderio di acquistare
terreni deve guardare questo film. Ovviamente bisogna guardarlo non come un capolavoro artistico, ma come un documento storico, e allora si apprendono moltissime cose da questo film. E Paolo Stoppa voleva comprare, stava salendo nella scala sociale, stava facendo soldi, voleva comprare dei fondi, dei terreni, e addirittura sognava attraverso questi terreni di poter acquisire anche un titolo nobiliare. Questa era la situazione, c'era molto mercato, i terreni furono venduti in pochissimo tempo e fruttarono 300 milioni. 300 milioni erano una cifra enorme per l'epoca. Ovviamente è difficile adesso comprendere quanto valevano 300 milioni nel 1863, 64, 65. Possiamo fare dei raffronti però. Il primo raffronto che possiamo fare è con il debito pubblico del Regno delle Due Sicilie. Il debito pubblico del Regno delle Due Sicilie era di 600 milioni, quindi i terreni demaniali, i terreni posseduti dal Regno delle Due Sicilie, coprivano la metà del debito pubblico di uno Stato enorme per l'epoca, come era il Regno delle Due Sicilie. Ma erano una cifra quindi importante, anche raffrontata al debito pubblico del Piemonte. Il debito pubblico del Piemonte era di 1.292 milioni, quindi i terreni demaniali del Sud costituivano quasi un quarto del debito pubblico dello Stato, che aveva probabilmente il più alto debito pubblico in quel momento in Europa, quindi erano una cifra importante. E questa cifra non venne certamente utilizzata per il Sud. Questa cifra venne utilizzata per cominciare a pagare i debiti dell'Italia Unita, debiti che l'Italia Unita aveva ereditato, come abbiamo visto nelle precedenti trasmissioni, dal piccolo Piemonte. Ora abbiamo quindi più o meno quantificato la cifra, quanto potevano essere questi terreni demaniali in termini di estensione, più o meno, grosso modo, 1 milione di ettari. 1 milione di ettari a cosa corrisponde? Corrisponde a un terzo del Belgio. Il Belgio è uno Stato che ha come dimensione, come estensione, 3 milioni di ettari, quindi erano anche visivamente ci possiamo rendere conto che erano una quantità importante. Ora, perché nel Sud Italia esisteva questo enorme patrimonio costituito dai terreni demaniali? Per motivi storici. I terreni demaniali nel Sud Italia avevano incorporato i terreni sui quali erano consentiti gli usi civici. Allora, per spiegare queste cose che ho detto ora, questa breve frase necessita di una spiegazione, però purtroppo piuttosto lunga. Gli usi civici erano degli usi consuetudinari nati nel Medioevo, tra il 1200 e il 1300, e questi usi civici erano nati in tutta Europa, non solo nel Regno delle Due Sicilie, anzi all'epoca non si chiamava Regno delle Due Sicilie, non solo nel Sud Italia. Cosa succedeva? In ogni paese le autorità locali, ovviamente in accordo con le autorità religiose, sceglievano un fondo inutilizzato, un fondo che non appartenesse a nessuno, che fosse res nullius, e lo destinavano ai braccianti nullatenenti. Quindi i braccianti nullatenenti potevano tutti quanti insieme, comunitariamente, utilizzare questo fondo per cercare di sopravvivere. All'epoca, nelle campagne, la popolazione si divideva in 3 categorie. Questa divisione arriva praticamente fino alla fine dell'Ottocento. I braccianti si dividevano in braccianti che avevano un pezzo di terra sufficiente per la propria sopravvivenza. Questi erano una netta minoranza. Poi c'erano i braccianti che avevano anche un piccolo pezzo di terra, ma non sufficiente, e quindi dovevano lavorare alle dipendenze degli altri. E poi c'erano i braccianti nullatenenti, che erano la stragrande maggioranza, sicuramente più del 90% della popolazione, tenendo presente un'altra cosa, che all'epoca la maggior parte della popolazione stava nelle campagne, quindi i braccianti che sopravvivevano grazie ai terreni, agli usi civici, ai terreni destinati agli usi civici,
noi diremmo noi oggi agli usi comunitari, erano milioni. In tutta Europa c'erano questi usi civici, però erano nati nel Medioevo, tra il 1200 e il 1300. Nel sud Italia il fenomeno fu particolarmente importante. Perché fu particolarmente importante? Questo non lo possiamo dire. Possiamo però immaginare una cosa, possiamo immaginare questo, che nel sud Italia tra il 1200 e il 1250, tra il 1220 e il 1250, vengono operate le più importanti riforme giuridiche d'Europa, perché questo è il periodo nel quale Federico II fa le sue riforme. E quindi probabilmente sulla spinta di questa grande energia giuridica, di questa grande forza innovatrice, e anche nelle campagne si procede a delle grandi operazioni. Quindi i terreni demaniali, i terreni sui quali erano consentiti gli usi civici, si sviluppano in tutta Europa, ma in particolar modo nel sud Italia. Questi terreni avevano un contenuto quasi sacro, perché nel Medioevo si riteneva che bisognasse aiutare chi aveva avuto di meno. Era proprio un obbligo dei cristiani aiutare chi aveva avuto di meno. E quindi questi terreni che servivano per la sopravvivenza dei nullatenenti erano molto importanti, erano rispettatissimi, a nessuno sarebbe mai venuto in mente di usurpare qualcuno di questi terreni. E questa situazione ha attraversato i secoli, nel senso che poi anche gli aragonesi e gli angioini prima, i viceré spagnoli poi, insomma tutti quelli che hanno avuto il privilegio di governare le nostre terre hanno rispettato questi usi civici. A nessuno sarebbe mai venuto in mente di appropriarsi di questi terreni, perché era una cosa molto grave farlo, sarebbe stato addirittura un peccato mortale. Però che succede? Che verso la fine del 600, inizi del 700, incomincia a prendere forza una nuova categoria di persone, gli speculatori. E gli speculatori sono persone nuove, che fino a quel momento non esistevano. Non esisteva una categoria di persone del genere, e gli speculatori poi si sviluppano, si diffondono in tutte le categorie della società, e quindi anche tra i proprietari delle terre. E i latifondisti cominciano ad avere l'idea di mettere le mani su questi terreni, che poi oltretutto sono res nullius, quindi potrebbero anche appropriarsene e poi diventarne proprietari. Questa è la situazione che trova Carlo III quando arriva al potere nel 1734. Carlo III si trova di fronte a questo problema. È cominciata questa operazione di usurpazione dei terreni sui quali sono consentiti gli usi comunitari, e lui però deve trovare un sistema per bloccare questa operazione. Perché? Perché Carlo III, come tutti i re che hanno governato Napoli, aveva un filo diretto con il popolo. Cioè, chi governava Napoli doveva farlo sempre nell'interesse del popolo, perché il potere a Napoli si basava non sul consenso della nobiltà, anzi che addirittura è stata e sarà sempre contraria al monarca, ma chi governava Napoli poggiava il suo potere sul consenso del popolo, quindi c'era proprio un accordo tra chi governava e il popolo. Chi governava doveva tutelare gli interessi del popolo e il popolo lo appoggiava. E quindi Carlo III si trovò di fronte a questa situazione e risolse il problema nella maniera più semplice possibile. Incamerò tutti questi fondi nel demanio, quindi diede a questi fondi, che fino a quel momento non avevano avuto proprietari e tutto sommato non avevano avuto bisogno di averne, diede a questi fondi un proprietario fortissimo, lo Stato. Poi istituì un organismo di ispettori che andavano in giro per tutto il regno in continuazione in tutte le province e verificavano che questi terreni non fossero usurpati. Quando riscontravano un arbitrio del genere,
lo segnalavano al re e periodicamente il re faceva dei provvedimenti che si chiamavano reintegrazioni amministrative. Ogni anno, ogni 2 anni, ogni 3 anni faceva queste reintegrazioni nelle quali sottraeva i terreni usurpati ai latifondisi e li restituiva agli usi civici, li restituiva ai braccianti nullatenenti. Quindi per questo motivo il Regno delle Due Sicilie si trovava con questo enorme patrimonio di terreni demaniali, perché aveva incorporato tutti i terreni esistenti nel sud Italia sui quali erano esercitati questi usi civici. Questo non era accaduto negli altri stati, perché gli altri stati non avevano bisogno di chi governava gli altri stati non aveva bisogno di legare a sé il popolo o di farsi trovare dal popolo molto vicino alle sue esigenze, e aveva il consenso della nobiltà, aveva il consenso dei potenti e bastava. Invece nel Regno delle Due Sicilie c'era bisogno che questo legame tra il governante, tra il re che governava e il popolo fosse continuamente aggiornato. E quindi il Sud Italia si è trovato con questo enorme patrimonio. Quando questi fondi furono venduti e furono mandati sul lastrico, milioni di braccianti che utilizzavano questi terreni demaniali per una certa sopravvivenza. Certo, non facevano la vita pacchia, però un minimo di sopravvivenza questi terreni la garantivano, e quindi si trovarono nella disperazione più assoluta, e non c'è proprio nulla di cui sorprendersi se queste persone a un certo punto hanno imbracciato il fucile e si sono alleate, sono entrate nell'esercito rivoluzionario del Sud, si sono aggregate all'esercito dei briganti e hanno combattuto chi li aveva ridotti alla fame, anzi proprio alla miseria assoluta. Questa è un po' in breve la storia dei terreni demaniali nel Sud Italia. E che questa cosa della vendita dei terreni demaniali sia stata tragica e drammatica per il popolo meridionale è ricordata anche questa nel film che vi ho nominato prima, Il Gattopardo. Nel Gattopardo, il Gattopardo dialoga con il suo confessore e parlano proprio di questo, cioè del danno enorme che farà alla povera gente la vendita dei terreni demaniali, e poi anche più avanti il danno che sarà fatto dalla vendita dei terreni ecclesiastici. I terreni ecclesiastici cominceranno a essere venduti dal 1867, ma ne parleremo più avanti. E anche sui terreni ecclesiastici erano consentiti gli usi civici, oppure quando non erano consentiti gli usi civici, i terreni ecclesiastici erano dati a pigioni bassissime, pigioni veramente simboliche, che servivano veramente solo per un do ut des simbolico, erano bassissime, quindi erano sostanzialmente anche in questi casi utilizzati per consentire ai poveri braccianti di sopravvivere. Quindi questo è. Quindi chiudiamo qui questa nostra puntata. Abbiamo detto che i terreni demaniali furono venduti, abbiamo detto quanto fruttarono, abbiamo detto più o meno, grosso modo, i terreni demaniali nel Sud Italia che estensione avevano, e abbiamo raccontato come il Sud Italia, il Regno delle Due Sicilie, si fosse trovato ad avere nel suo patrimonio questa enorme quantità di terreni demaniali. Penso in pochi minuti, neanche 20 minuti, di essere riuscito a fare un po' di chiarezza su questo argomento. Vi saluto, vi rinvio alla prossima settimana, e nella prossima puntata ci saranno ancora altri argomenti interessanti di cui parleremo. Grazie a tutti.